Ben ritrovati con l'informazione di Piave TV. È il nostro gradito ospite Marco Zecchinelli, presidente Confapi Venezia. Come Confapi rappresentiamo a livello provinciale oltre 400 aziende per quasi 5.000 addetti. La Confapi, Confederazione della piccola e media industria privata, rappresenta a livello nazionale ben 89.000 imprese, per un totale di quasi 1 milione di addetti. La nostra confederazione esiste da ben 74 anni e firma ben 13 contratti collettivi di lavoro a livello nazionale. Di che cosa si occupa Confapi? Confapi si occupa in primo luogo di rappresentanza delle imprese e di portare ed essere veicolo delle istanze della impresa privata, in questo caso piccola e media. Questa attività la svolgiamo in primo luogo intorno a 3 direttive principali. Una direttiva di rappresentanza puramente sindacale, dopodiché abbiamo tramite le nostre società di servizi, che nel caso di Confapi Venezia è Apindustria Servizi, forniamo servizi su bandi, realizzazioni di bandi, finanziamenti e tutte quelle agevolazioni che vengono rese disponibili dal sistema pubblico in favore delle imprese private. Un altro nostro capitolo importante di attività è legato a tutta l'attività di formazione sia degli inoccupati, dei disoccupati oppure dei lavoratori delle imprese iscritte, quanto anche dell'imprenditore. Tra le tante iniziative promosse da Confapi, quale si potrebbe definire il fiore all'occhiello? Abbiamo per esempio promosso un ciclo di incontri il cui titolo è L'impresa è squadra, in cui noi puntiamo alla formazione degli imprenditori, a dare all'imprenditore nuovi strumenti, perché durante questi incontri abbiamo riflettuto intorno ai temi del mercato del lavoro e ai temi delle risorse umane, riscontrando che purtroppo gli strumenti utilizzati fino ad oggi dall'imprenditore sono oramai obsoleti e servono dei nuovi contenuti, delle nuove abilità. Il ciclo di incontri di cui sto parlando si è svolto al Teatro Astra, ci sono ancora delle date. La cosa a cui teniamo tantissimo è lo scopo, il focus di questi incontri. Noi diamo all'imprenditore questi strumenti tramite soprattutto il valore dell'esempio, il valore dell'esperienza. Abbiamo per esempio avuto come testimonia l'Oscar Farinetti e nella prossima data avremo Mara Maionchi. Quindi, citando sempre Farinetti, noi diciamo all'imprenditore: vuoi sapere come si fa? Devi copiare dai migliori. Una particolare iniziativa organizzata nell'ultimo periodo. Il 9 di dicembre avremo l'ultima data del ciclo di incontri L'impresa è squadra, il cui titolo è Oggi vinciamo. Questo ciclo di incontri è organizzato e cofinanziato assieme alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e come ripeto il 9 dicembre al Teatro Metropolitano Astra avremo appunto l'ultima data con una special guest d'eccezione che è Mara Maionchi. Usciamo da un periodo difficile dal quale purtroppo non siamo ancora completamente usciti. Sull'imprenditore sono state scaricate notevoli criticità, non ultima quella dell'applicazione del Green Pass ai dipendenti, però quello che diamo noi come Confederazione è un messaggio di speranza, perché è necessario proprio tramite l'unione tra di noi imprenditori e quindi tramite la condivisione di esperienze e soprattutto l'associazione come veicolo per intercettare questi finanziamenti che arriveranno dal PNR attraverso bandi, attraverso agevolazioni. Il messaggio nostro è un messaggio di speranza e di fiducia. Conosciamo tutte le criticità, che sono le criticità della difficoltà di reperire per esempio le materie prime, l'incremento del prezzo dei semilavorati, però ecco, questo è un momento che sicuramente è un momento decisivo ed è importante fare squadra assieme. Questo è il tema, come diciamo noi nel nostro ciclo di incontri, fare impresa è squadra e come squadra dobbiamo unirci perché se non lo facciamo tra imprenditori non ha alcun senso lavorare. Fra qualche giorno siamo a Natale. Un messaggio ben augurante.
Il messaggio che possiamo dare è senz'altro un messaggio positivo perché i dati macroeconomici sono favorevoli. Si parla di un rimbalzo del 6% del PIL. Chiaramente questa è la parte migliore della medaglia. C'è un'altra che parla di tutta una serie di difficoltà, ma certamente noi come imprenditori abbiamo fiducia nelle iniziative messe in campo anche dal governo e quindi riteniamo che strumenti come quello del Super Green Pass possano consentire di evitare le chiusure che sarebbero deleterie per il nostro sistema economico. Quindi noi crediamo con fiducia e apprezziamo anche interventi che si sono resi sostanzialmente improcrastinabili. L'augurio è quello che possa essere un Natale diverso dall'ultimo, che come ricordo a tutti è stato un Natale di lockdown. Quindi l'augurio è la speranza, ma anche c'è anche la concretezza che questo Natale possa essere finalmente un Natale che si possa passare in sicurezza tra tutti noi e soprattutto noi imprenditori assieme a tutti i nostri collaboratori. Questo è l'augurio, ma i segnali sono tutti in questo senso.